Dunque festa della liberazione che a Venezia coincide anche con la festa di San Marco, il patrono della città, e dunque la festa del boccolo, il bocciolo di rosa che si usa regalare alle donne. In Basilica di San Marco la concelebrazione del patriarca Moraglia con il segretario di Stato Vaticano Parolin e il loro appello all'accoglienza. Milvandriolli. Tradizione che si porta avanti sempre e per sempre sarà. C'è anche l'amore a segnare il 25 aprile veneziano nel nome di Marco, patrono e protettore della città. Ovunque quel tocco inconfondibile, protagonista è il boccolo, la rosa rossa che il Marco, il moroso, regala alla sua donna. Sono i clienti americani, per cui sto spiegando in inglese la tradizione del boccolo veneziano. Infatti il signore gentilmente me l'ha anche donato. I love it. I love it. I think it's a fantastic idea. Soprattutto i gondolieri di Venezia acquistano molto volentieri. Nella basilica che porta il nome dell'Evangelista, la messa solenne concelebrata dal patriarca di Venezia Francesco Moraglia e dal segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Lui, vicentino, porta ai veneziani, alla gente veneta, il saluto di Papa Francesco, ma anche un richiamo forte all'attualità. Il ricordo della fine dell'ultimo conflitto mondiale ci spinge a lavorare con rinnovato vigore per la pace e la concordia tra i popoli. Ci impegna ad essere solidali con gli esuli e gli ultimi. Sotto il campanile le bandiere di San Marco al vento, qualche venetista sparso tra la marea umana di turisti stranieri. Lì ci sono meno boccoli e più bastoni per i selfie. I tempi cambiano, le tradizioni restano.